Scatman's World. Bene ragazzi, tutti come Andrea Veneziano, siamo a Socifio, il tempo previsto è nuvoloso, ma la cosa più incredibile è che finalmente arriva la quarta pole position, siamo in una forma devastante. Il problema è che c'è la maledizione della pole, nel senso, quando nelle scorse 3 pole position mi sembra che non siamo mai riusciti a vincere, proprio la maledizione della pole. Mi ricordo a Monza una pole position incredibile, ma poi siamo usciti di pista e nelle altre pole lo stesso, adesso mi sembra, però comunque con la pole position c'è sempre un po' di sfiga. Speriamo bene, comunque la Ferrari c'è. Beh ragazzi, devono stare molto attenti. Vai che andiamo. Vai, la prima della Russia è uno di, anche questo favorevole, l'inizio è sempre favorevole per il Cume, però devono stare molto attenti perché ci sono i muri vicino, basta niente. Attenzione, yellow flag. Subito bandiera gialla. E qua ragazzi ce ne possiamo anche andare qui in Russia, io ve lo dico. Nuvoloso, ma non è prevista pioggia per la gara odierna. Dobbiamo sfruttare le gare favorevoli, raga. E comunque anche la McLaren perde punti, la Mercedes perde punti. Brutto errore questo, brutto. Dai raga, svegliamoci però. No, attenzione, mamma mia, già il primo giro sto errore non è positivo. Rischiamo già la penalità. Miscela standard, porca miseria, che errore che ho fatto. Primo giro un po' così, e anche in Cina il mio primo giro non è mai positivo, però siamo primi e questo è quello che conta. Andiamo a una gara tranquilla, senza safety car, casini vari, perché se sono in vantaggio, sono primo chiaramente, non mi conviene. Primo giro andato, ne restano 26. Ancora, ma perché? Brutti errori per il Kuma. Speriamo di non sbagliare la strategia come in Cina, ragazzi, che in Cina mi sono un po' giocato la vittoria. Gigi è secondo intanto. Devo stare molto attenti a non tagliare, ragazzi, perché abbiamo già l'avvertimento. Però sta Ferrari con i potenziamenti e tanta roba, con tante B. È veramente tanta roba. Quando c'è una macchina già super attardata. Speriamo sia Button. Che sportivo che è il Kuma. Dobbiamo sfruttare assolutamente le gare favorevoli, che per noi sono di vitale importanza, perché dopo arriveranno anche i momenti bui, ragazzi, Lo sappiamo che in una stagione per il Kuma ci sono i momenti belli e i momenti brutti. Un giro record per Gigi Hamilton. Qua a Sochi le gomme si consumano poco, infatti è prevista solo una sosta, teoricamente. E che è uno stile di guida che insomma fa consumare moltissimo le gomme. Hamilton è sempre là. Gigi è sempre in agguato.
No, sti errori. Quello presa malissimo. Infatti Hamilton si avvicina molto. Hamilton si è avvicinato molto. Sarà una sfida come Hamilton sta gara, Ho questa impressione, salvo rotture per Gigi. O errori miei, chiaramente. Perché gli errori sono dietro l'angolo per il Kuma. Hamilton è molto vicino, non riesco chiaramente a liberarmi di Gigi. Va bene. Hamilton sta martellando, Fioi. Gigi sta martellando. Ok. Questa non l'ho presa per niente bene. Lungo, 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 mamma mia. Sento la pressione di Gigi, Fioi, la sento. Va bene. Hamilton aveva un passo veramente migliore, Gigi, purtroppo. Non stiamo guidando bene oggi. Madonna, Hamilton è vicinissimo, Gigi. Lasciamolo passare. Ce la riprendiamo, però, ce la riprendiamo. Very good, Kuma, very good. E torniamo davanti. Sarà una sfida epica con Hamilton. Ragazzi, siamo nel corso del 10° giro, che lo stiamo cominciando adesso ed è dura, perché adesso veramente tutti gli altri hanno il passo migliore del mio, purtroppo. E si è ritirato Verstappen ed Ericsson. Ericsson, ciao. Ormai non stratito a non fare danni. Mamma mia, adesso sono cazzi. Mo so cazzi. Mamma mia, ma cazzo, ecco perché mi ha tamponato quel stronzone di Alfonso. Le Mercedes ne hanno di più adesso. In questo momento della gara le Mercedes sono le padrone. Catroia, siamo addirittura terzi. Le Mercedes in un giro mi hanno preso non so quanto. Soprattutto Hamilton era già vicino, ma Rosberg, mamma mia. Nicolino Rosberg fin fuga, raga. Non hanno più il passo, ragazzi. Si vede che il degrado gomme del Kuma è superiore a quello delle due Mercedes ancora, purtroppo. Per il momento voglio tenere la miscela per la seconda parte di gara. Solo che è veramente difficile. Non mi devono scappare via. Comunque due ritirati, Verstappen ed Ericsson. Non posso rientrare adesso, se no dopo devo farne un'altra. Purtroppo non posso entrare adesso. Hamilton ai box, Hamilton guadagnerà da questo stint. Non mi aspettavo Hamilton così presto ai box. Giro record del Bibitarus. Record del Bibitaro. Va bene. Molto good, Kuma, very good, Kuma, very good.
Dai, cazzo. Mi fa piacere. Niente, no, la Mercedes ha un ritmo migliore. C'è poco da fare, però ci siamo un po' rientrati adesso, per fortuna. In un ritmo, diciamo, più decente. Io aspetto per la sosta comunque. Aia, mamma mia quanto ho rischiato. Mamma quanto ho rischiato. Ok. Vanno tutti ai box, ma io non voglio andare. Il Cume non vuole andare. Non mi interessa, anche se rischio non voglio andare. Raga, sosta ai box. Cercato di tirare il più possibile per poi avere le gomme migliori e cercare di fare l'attacco. Questo è l'obiettivo, perché sennò comunque è impossibile. Vediamo. Non finivo la gara altrimenti, mentre qua mancano 12 giri, la possibilità ci sono. Okay. Vediamo quante posizioni perdo. Un po' di traffico c'è. Ai ai ai. Qualcosa ho perso, raga. Quinta posizione per il Cume. Sarà dura la rimonta, ma almeno so che posso finire la gara al 100%. E mo' vediamo. Ci vuole un Cume perfetto per tornare in zona podio e poi cercare di vincerla. Comunque la maledizione della pole continua. Dopo ho pagato il passo delle Mercedes nel momento dei pit stop, mi hanno massacrato. Lunga. Speriamo nel degrado gomme della Mercedes, che ha dei box comunque parecchio prima di me. Infatti quello è il dubbio che ho della Mercedes. Io ho le gomme molto più fresche, però bisogna anche vedere se quelle soft ho lo stesso ritmo delle super soft, nel senso è chiaro che sono più lento, però bisogna capire di quanto. Andiamo Alonso davanti. Possiamo veramente recuperare, che se non stavo recuperando un cazzo da Alonso. Dai, cazzo. Ok. Abbiamo 3 secondi da Alfonso. Button sesto. McLaren non benissimo qui a Sochi. Vogliamo il ritiro di Gigi. Lo pretendiamo il ritiro di Gigi. Perché dobbiamo prendere la McLaren assolutamente, porca miseria. Ok, sto recuperando adesso, sto cominciando ad andare a ritmo. Siamo a ritmo, dai, cazzolina. Ah, mignottona. Sarà dura anche arrivare a podio qua, Sì. Bisogna capire quanto possono durare le gomme del McLaren e Mercedes. E sono andati ai box 4-5 giri prima di me. Aia. Non darmi la penalità, mamma mia. Dai, fioi, dai. Adesso qua lo posso superare assolutamente. Si supera. Ciao Alfonsino. Alfonsino superato. Siamo quarto. C'è Valtteri Bottas, anche lui lo possiamo superare tranquillamente.
Giù la gomma perfetta. No, che largo, che largo. Mamma mia, che largo. Il problema sono le Mercedes, che sono veramente in una fuga incredibile. Adesso la safety car secondo me può essere buona. Questa stagione per il momento non è ancora uscita, stagione tranquilla da questo punto di vista. Il distacco è 2,6 secondi. Bottas è ancora lontano, Quindi di conseguenza la vittoria. No, beh, ragazzi, fumata bianca per Alonso e Batto mi ha superato. Ormai Bottas è andato. Se va bene finiamo quarti. Gara che proprio non mi aspettavo con così tanta difficoltà. Tantissime difficoltà. La pole position porta sfiga. Prima gara fuori dal podio. Sufficienza per altri 5 giri. Stiamo di finire sta gara, ma proprio il ritmo nella seconda parte disastroso. Un ritmo veramente disastroso. Peccato, perché volevo fare una stagione con solo podi, invece nulla da fare. Non me l'aspettavo proprio. Sorprese comendiane. Occhio. Mamma mia, niente. Ormai ho spento la luce. Basta. No good, Kuma, no good. Ma proprio è incredibile, Sì, perdo anche il quarto posto, devo stare molto attento. Oddio, qua attenti anche al sandwich. Il ricordo di Spa è ancora nell'aria, l'ultimo ritiro del Kuma. L'altro anno sembrava un mondiale finito, cazzo. Oddio, stanno arrivando tutti. Mamma mia che disastrum. Mamma che disastro. Con le soft la macchina proprio no. Prestazioni ridicole. Quasi finita sta fottutissima gara. Che botta, se n'è andato, la Mercedes va tranquilla a fare la doppietta. Le Mercedes non crepano mai, è incredibile, Spaventoso. Mi fa piacere, merdaccia umana. Due giri alla fine. Abbiamo carburante a sufficienza per altri 3 giri. Dai ragazzuoli.
Mamma mia. No, brutto errore questo, bruttissimo. Adesso qua rischio. Mamma mia, con le soft proprio in sto circuito, niente da fare. È mancata la prestazione. Ah, male anche qua. Ok, inizia l'ultimo giro, sarà un ultimo giro difficile. Non penso anche a commentare, anche il quarto posto va bene, però su tempi leggermente più veloci dei tuoi. Accelera. speravo nel podio, sinceramente. E comunque Alonso si è ritirato in testa. Alonso Quaretto non è molto fortunato. No! Non ci credo. Mamma mia, cosa è successo? Il distacco è 7. Non voglio cap- Mamma, cosa è successo? Ma questa non l'ho capita proprio. Mi è venuto addosso Button, cazzo. E Vettel ne ha approfittato. Ma il problema è la macchina, però. Anche Arianto ritirato. Anche Arianto ritirato, mamma mia, la carneficina sta gara. Anche Arianto ritirato, dobbiamo tenere duro. Mamma mia. Yes, quarto posto, mamma mia. So dire di essere felice di questo risultato, ma so che hai fatto del tuo meglio. Andrà meglio la prossima volta. Forse devo anche tagliare qualcosa perché mi è venuta, forse mi è scappata Dopo una gara del genere sono anche stanco un'imprecazione di non proprio corretta. E dopo questa gara diamo un'occhiata alla Come, fa il bravo. Il primo in Quindi ci sarà un classifica taglio alla è fine Rosberg magari. dopo un pessimo risultato. Passando al pilota del Dai, giorno, meno 11, bene. tu chi sceglieresti? Ok. Raga, ci siamo. Un saluto dal commendatore veneziano. Sto gioco ogni tanto mi fa tirare giù tutti i santi. Ciao!